sull'autonomia, il governo chiede al Veneto 2 milioni di euro per i costi della forza pubblica e i seggi. Ultimo disperato tentativo di impedire ai veneti il voto, lo sfogo del governatore Zaia. Emergenza FAS, azzerata la presenza degli inquinanti nelle acque della cosiddetta zona rossa, ma si tratta solo del primo passo. Oggi a Padova l'ARPAV ha fatto il punto sulla situazione. Tragedia stamane a Semonz, un esperto pilota tedesco è precipitato con il suo parapendio durante la fase di decollo sul Grappa, a tradirlo un fitto banco di nebbia. La sua casa era stata gravemente danneggiata dalla tromba d'aria di Vallà e per questo disperato un agricoltore è caduto nella trappola di un truffatore seriale perdendo 200.000 euro, arrestato il responsabile. 44 indagati dalla Procura di Padova per lo scandalo delle mazzette per i servizi di preparazione delle salme, coinvolti 16 operatori sociosanitari e 15 imprese di onoranze funebri. In Veneto diminuiscono i cittadini immigrati residenti, mentre aumentano gli imprenditori nati all'estero e le aziende guidate da stranieri, i dati del rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione. La Giunta di Padova introduce la patente a punti per i locali pubblici della stazione, possibile tenere aperto fino alle 22:30, ma per chi sgarra chiusura anticipata. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto, edizione che si apre questa sera con il referendum sull'autonomia e con il nuovo scontro con Roma. Palazzo Chigi infatti chiede al Veneto 2 milioni di euro extra per la sicurezza, mentre a Roma viene firmata la dichiarazione di intenti per l'autonomia dell'Emilia Romagna. A pochi giorni dal voto sul referendum per l'autonomia, nuovo scontro tra Veneto e governo, con quest'ultimo che chiede più di 2 milioni di euro alla nostra regione per i costi di utilizzo della forza pubblica ai seggi, fatto mai accaduto nella storia della Repubblica. Tutto questo mentre in contemporanea arriva un altro schiaffo al Veneto, con Palazzo Chigi che firma la dichiarazione di intenti per l'autonomia dell'Emilia Romagna, una formalità che di fatto avvia all'autonomia, senza che debba essere pagato dagli emiliani alcun costo aggiuntivo. I 2 milioni chiesti a noi veneti invece sono soldi non contemplati nell'accordo con il Ministero dell'Interno, fondi necessari, ribatte Roma, per pagare le 22 ore di straordinario a testa ai 4.100 uomini impiegati tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, con le indennità di ordine pubblico e i 4 pasti a 10 euro l'uno nei 3 giorni di sabato, domenica e lunedì 23 ottobre, per un totale appunto di 2 milioni e 44.000 euro. Soldi, ripetiamo, che non sono mai stati chiesti nemmeno con le ultime elezioni regionali. E l'ultimo disperato tentativo di impedire ai veneti l'esercizio democratico del voto, un motivo in più per andare a votare, commenta laconico il governatore Luca Zaia, sfoderando un sorriso davvero gandhiano. Il 22 è la giornata dei veneti, di noi veneti, dei nuovi veneti, di coloro che hanno deciso di venire qui in Veneto e vivere in Veneto. E c'è una pagina di storia bianca, bella, intonsa, la dobbiamo scrivere. E nel giorno dell'elezione del nuovo presidente di Confindustria Venezia Rovigo, gli industriali ritengono fondata la visione di uno Stato federalista e opportuna la ricerca di una soluzione al problema del residuo fiscale che in Veneto ammonta a oltre 15 miliardi di euro. Noi crediamo che sia giusto andare in questa direzione, vogliamo stare fuori dalla partita politica, ma è chiaro che fare impresa nel Veneto è molto difficile perché noi vogliamo ciò che ci spetta. Gli industriali ritengono che in Veneto, come in tutte le regioni virtuose, si possa disporre di una parte significativa della ricchezza prodotta per dotarsi degli strumenti necessari a competere ad armi pari sui mercati internazionali e a far fronte alla scia della crisi da cui ancora il Paese non è del tutto uscito. A 3 giorni dal referendum day sono i numeri 1 di Confindustria Veneta e Nazionale a ribadire una posizione che vuol mantenersi comunque distante dal dibattito politico. Sono questioni che non impatteranno nell'immediato sulla idea di paese e che poi apriranno evidentemente un confronto anche in funzione dell'esito. Mi sembra, dice Vincenzo Boccia, che la volontà di costruire un'idea di paese coeso pur nel rivendicare autonomia e responsabilità sia un valore rispetto a quanto sta accadendo in altri stati.
Insomma, autonomisti ma non catalani, dice Boccia, perché è molto importante che non si tratti di un'idea divisiva ma inclusiva. E tuttavia un sì non incondizionato, ma radicato al raggiungimento di alcuni obiettivi e competenze strettamente legati alle esigenze delle imprese. Sempre più netta anche la posizione del fronte dell'astensionismo, che ribadisce che il referendum di domenica è un referendum inutile. Mancano i presupposti per questa consultazione, dice Graziano Azzalin del Partito Democratico, ospite di 20 e 10. Domenica gli elettori non sanno su cosa votano, su quali materie e con quali risorse quelle materie verranno coperte, ovvero si parla di una cosa che non è, per cui il problema sono i soldi, perché i cittadini pensano che con questo referendum avranno un quid di soldi in più che si potranno trattenere da Roma. Questo non è vero, non è previsto nella Costituzione, ma questo è il dato, perché il rischio che c'è insito in questa consultazione è la rottura del patto nazionale che lega questa Repubblica, che non ha nessun senso, né senso pratico né sul piano giuridico costituisce un vincolo di nessuna natura. È inutile che ci giochiamo attorno. In maniera molto semplice, con tutto il rispetto, però questa è una truffa politica. Perché truffa? Truffa significa con raggiri o artifizi non far credere una cosa che non è. La gente pensa che andrà a spartire in qualche modo, potrà trattenersi una parte di soldi. Non è vero, ma il problema dei soldi è ineludibile in questo paese, ma allora dobbiamo metterci d'accordo, e questo è il modo per affrontare questioni di questo tipo, perché anche qua si pensa che la ricchezza di un territorio arricchisca tutti. Non è mica vero, perché qua parliamo di un rapporto tra i cittadini, tra chi più ha e chi ha meno, chiaro, per cui il residuo fiscale famoso cosiddetto che si determina tra quello che si paga e quello che viene erogato al singolo cittadino, non al territorio. E quindi da questo punto di vista si rompe un patto non solo tra territori, ma anche all'interno del nostro territorio. Voltiamo pagina per parlare di emergenza FAS, azzerata la presenza degli inquinanti nelle acque della cosiddetta zona rossa, ma si tratta solo di un primo passo. Oggi l'ARPAV infatti ha fatto il punto sulla situazione. Obiettivo raggiunto in poco più di un mese. Nelle acque dei comuni della zona rossa non c'è più presenza dei pericolosissimi PFAS. Dati certificati e pubblicati ogni giorno, comune per comune, nella pagina appositamente aperta da ARPAV. Tutti hanno capito da subito l'esigenza di portare a zero questo parametro, e alcuni con infrastrutturazioni, altri per il momento cambiando più velocemente i filtri, di determinati tipi di filtri, abbiamo ottenuto questo risultato. Uno sforzo che Regione ed enti gestori hanno messo in campo in poco più di un mese. Accanto ai filtri a carboni attivi previsto un sistema di filtri in serie. Siamo già a zero, ma per non andare in affanno fra 1 o 2 anni è il caso di infrastrutturare meglio questi acquedotti. Abbiamo bisogno di filtri in serie, ce ne sono già alcuni, manca il filtro in serie di acqua, ad esempio di Acque Veronesi, a cui abbiamo chiesto tempi celeri per creare la nuova batteria di filtri. Costo complessivo oltre 2 milioni di euro. Sul piatto la Regione ne ha già messi 1.200.000. Lavori da fare con somma urgenza, massimo 4 mesi. Azioni e controlli che riguarderanno anche i pozzetti delle scuole della zona rossa. Vogliamo anche fare delle campagne nelle scuole, e questo sarà molto urgente da fare, perché vogliamo assicurare mamme e papà che quello che bevono i loro ragazzi nelle scuole sia FAS zero. Su questo fronte il Veneto, date le lacune della legislazione nazionale, sta facendo scuole in Italia, ma dal presidente Zaia è arrivato l'invito a fare addirittura di più, e ARPAV sta studiando delle nuove linee guida. Per far sì che i piani di sicurezza degli acquedotti siano obbligatori e per far sì che questi filtri siano già posizionati negli acquedotti anche in maniera preventiva. Chi inquina paga, ma il responsabile non è ancora stato certificato dal Tribunale dove continua l'inchiesta. Per ora a pagare saranno la Regione e i cittadini, che si dovranno far carico del costo dei filtri di circa €1 a persona, €3 a utenza. E intanto ai cittadini arriva una rassicurazione: le analisi dell'ARPAV sono più che sicure. I laboratori di ARPAV in questo momento sono sicuramente i migliori in Italia, ma tra i migliori in Europa.
Parliamo adesso di immigrazione. In Veneto risultano in diminuzione i cittadini stranieri residenti, mentre aumentano gli imprenditori nati all'estero e le aziende guidate da stranieri. Sono i dati del rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione. Un punto di vista diverso sul fenomeno dell'immigrazione nei nostri territori è quello fornito dal rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione a cura della Fondazione Leone Moressa, che fotografa l'impatto economico e fiscale degli stranieri in Italia. I numeri parlano chiaro, sono 485.000 residenti nati all'estero in Veneto, pari al 9,9% della popolazione. Incidenza nettamente più alta rispetto alla media nazionale, ma se in Italia il numero complessivo aumenta, nella nostra regione si registra un calo rispetto al 2016 del 2,5%. E se si pensa che questi stranieri siano soprattutto profughi si sbaglia, perché nella maggior parte dei casi si tratta di lavoratori e famiglie che nel 2016 hanno prodotto 13,8 miliardi di valore aggiunto, pari al 10% del PIL regionale. Il contributo economico dell'immigrazione si traduce inoltre in 774 milioni di IRPEF versata. Tra le province multiculturali Verona con 105.000 immigrati, seguita da Padova e Treviso, e da Veronese, il comune in cui si registra una maggiore incidenza degli stranieri sulla popolazione. Si tratta di San Bonifacio. Nella top 10 dei comuni anche tre capoluoghi, Padova, Vicenza e Verona. L'impatto economico degli immigrati è riassunto anche nel numero di imprenditori nati all'estero nel 2016, in aumento rispetto all'anno prima, più 2,4%, e anche le imprese guidate da stranieri sono in netto aumento, oltre 47.000, ovvero più 9,7% del totale. Negli ultimi 5 anni le aziende straniere in Veneto sono incrementate del 19%, a fronte di una diminuzione di quelle italiane del 5,2%. Ed ora alla pagina di cronaca, con l'accusa di aver violentato e rapinato 2 donne nelle vicinanze del centro di accoglienza di Bagnoli di Sopra, di cui era ospite un richiedente asilo nigeriano di 27 anni, è stato condannato con rito abbreviato a 6 anni e 4 mesi di reclusione. I 2 episodi di violenza risalgono al 9 febbraio e al 17 marzo scorsi. In entrambi i casi le donne erano riuscite a divincolarsi e a scappare. Nell'armadietto dell'uomo, nel centro di accoglienza, i carabinieri avevano trovato i telefoni delle 2 vittime. Il pubblico ministero, Daniela Randolo, aveva chiesto la condanna a 4 anni e 10 mesi. Un pilota esperto è morto oggi a Semonzo, in provincia di Treviso, precipitando con il suo parapendio nella fase di decollo. Avrebbe dovuto librarsi nel cielo, così, tra nuvole e raggi di sole, ma è andato a sbattere contro un muro di nebbia, l'ha avvolto un'improvvisa corrente. Un tedesco di 54 anni, nonostante fosse un esperto pilota, è morto durante il tentativo di decollo intorno alle 12:30. È ruzzolato giù per la scarpata e precipitato sulla strada, la provinciale 140. Siamo a Semonzo, quasi sulla cima del Grappa, nella zona detta Panettone. Succede abbastanza spesso perché con le nuvole, con la nebbia perdono l'orientamento praticamente. Ad accorgersi dell'uomo è stato un automobilista. Ha prima visto la grande vela, quindi il pilota ha avvolto nella stessa. Per terra, a poca distanza, la sua borraccia, il marsupio. Inutili i soccorsi del SUEM. Sul posto anche i carabinieri di Crespano del Grappa per i rilievi. L'uomo con sé aveva soltanto un libretto di volo e nessuna parente ad accompagnarlo. Il magistrato ha disposto il sequestro della vela per effettuare i necessari controlli. Era partito per un'escursione ma ha perso la vita tra le montagne di Gemona del Friuli. Oggi Marghera piange Nicola, morto a 30 anni. Il ricordo che Nicola ha lasciato è un ricordo molto positivo e molto buono. Del resto lui, per quello che ho potuto conoscere, era una persona buona e positiva, intelligente, che appunto voleva cercare e capire cosa stava attorno a lui e anche cosa stava dentro di lui. Quindi questa morte è stata davvero un fulmine a ciel sereno per tanti. Anche l'ex parroco di Marghera, Don Biancafiore, è rimasto scosso come gran parte della comunità alla notizia della morte di Nicola Simion, il trentenne che ha perso la vita durante un'escursione sul monte Chiampona a Gemona del Friuli, dove viveva da qualche settimana per uno stage in un'azienda che si occupa di arredamenti.
Giovane architetto, Nicola, originario di Marghera, si era laureato allo IUAV e poi all'Università di Torino. Un giovane brillante, intelligente, un giovane che poi alla fine era alla ricerca di qualcosa, di qualcuno. Certamente non posso dire che fosse un fervente credente e praticante, perché farei torto alla sua memoria, però posso dire che era sicuramente una persona, un giovane che stava cercando il senso delle cose, della vita, e lo cercava sia attraverso il suo impegno di studio, di lavoro, che anche attraverso la ricerca, credo, di una spiritualità che fosse confacente alla sua persona. Nicola era partito lunedì per un'escursione. Il suo corpo è stato trovato dagli uomini del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco presenti a bordo dell'elicottero del 115 martedì pomeriggio. Aveva raggiunto la cima, da dove aveva inviato un SMS ad un collega di lavoro, per poi decidere di scendere lungo il versante nord. Da quella parte c'è un sentiero che attraversa e arriva sopra la verticale di Forcella Sant'Agnese, a cui probabilmente lui puntava. Purtroppo la traccia di sentiero che un tempo collegava quel tratto alla Forcella è da circa 15 anni interrotta da una frana e il sentiero è stato abbandonato. A causa di un errore il ragazzo deve essere scivolato, precipitando per alcune decine di metri in un canale a quota 650. Torniamo a parlarvi di Stefano, il 50enne trevigiano di Susegana, affetto da sclerosi multipla. Ieri ha gridato tutto il suo dolore e oggi è arrivata la prima risposta da parte del direttore generale dell'USL 2, Francesco Benazzi. Ho detto più una volta a mia moglie che se va avanti così andiamo a fare 3 giorni di ferie in Svizzera, a spese mie, perché così non è vita. Ieri le toccanti parole di Stefano hanno scosso tutti i veneti, ma non solo. La sua storia è arrivata anche al direttore dell'ASL, Francesco Benazzi, che si è messo personalmente in contatto con Stefano. Io ho sentito stamattina il signor Stefano D'Ambros. Io adesso sentirò i miei collaboratori per quanto riguarda questo, perché essendo un caso così importante, la sclerosi multipla eccetera, ritengo che sia doveroso che il direttore generale venga a conoscenza di queste cose. Stefano D'Ambros, rosso, 50 anni, ex operaio di Susegana, è affetto da sclerosi multipla degenerativa dal 1990. Dal 2010 però le sue condizioni sono peggiorate, tanto da costringerlo all'immobilità. La sclerosi è una malattia in continuo mutamento, come le esigenze dei malati che purtroppo ne soffrono. L'ASL di Conegliano ci aveva promesso degli ausili per Stefano, non meno che una carrozzina, e dopo la sistemazione del bagno per i servizi igienici, una sedia per la doccia. Non c'è stata comunicazione forse neanche tra i nostri servizi e la persona, comunque da oggi in poi prenderemo in mano la situazione e anche le cose che ha richiesto oltre a quelle che già diamo sicuramente le saranno date. Stefano è soddisfatto della risposta della ASL, ma ancora si chiede che fine abbia fatto il contributo regionale per le spese che ha dovuto sostenere nella sua autovettura e nella casa. La regione avrebbe dovuto rimborsarlo del 36% della spesa e lo dice lui stesso, rivolgendosi al governatore Zaia. Che lui dice di essere tanto vicino alle famiglie bisognose, che tutto va bene, che tutto è in regola. Se queste cose qua sono cose dovute per sbaglio loro, non lo so. La sua casa era stata gravemente danneggiata dalla tromba d'aria che aveva colpito Vallati di Esepio X, siamo sempre in provincia di Treviso. Per questo disperato un agricoltore è caduto nella trappola di un truffatore seriale, perdendo 200.000 euro. Ora il responsabile del raggiro è stato arrestato. La sua casa era diventata un mucchio di macerie dopo quel terribile 7 giugno del 2009, il giorno in cui tutto a Vallà di Riese era cambiato. Case e capannoni distrutti dalla tromba d'aria, un paesaggio cambiato, paura, tanta rabbia e incognite per il futuro. Come ricostruire ciò che era andato perduto? Terreno ideale per truffatori sciacalli come il 57enne veneziano Renzo Micheletto, arrestato ieri dai carabinieri di Venezia. Truffatore seriale sul quale pendeva un ordine di carcerazione per scontare 3 anni a causa di 3 episodi di truffa aggravata, commessi tra il veneziano e il trevigiano tra il 2007 e il 2014.
Nella sua rete era finito anche uno di loro, uno di Vallà, un quarantenne agricoltore con alcune difficoltà psichiche. In combutta con 2 soci, infatti, secondo gli inquirenti, Micheletti ha contattato l'uomo disperato e l'aveva convinto che avrebbe potuto rifarsi la casa grazie a fantomatici soldi pubblici e contributi regionali. C'è un aggravante perché appunto si approfitta di persone in stato di necessità, e quindi c'è questa aggravante che rende i reati ancora più infamanti e più gravi. 60.000 euro svaniti nel nulla per l'agricoltore e dati ai 3, raggirato una seconda volta dagli stessi 3 uomini che evidentemente gli erano sembrati angeli custodi. Mentre era in corso la truffa sulla ricostruzione, infatti, lo convinsero a sottoscrivere mutui con beneficiari loro stessi per diventare milionario coltivando fragole. Conti svuotati con un danno di almeno 200.000 euro. L'accusa di circonvenzione di incapace ha pesato sul capo del 57enne veneziano affinché non è stato bloccato in un bar di Noventa Padovana. Era di ritorno dalle zone terremotate delle Marche. Lo sciacallo forse era pronto a tornare in azione. Il fatto che lui si fosse recato in questa zona delle Marche, fosse ospite appunto di un soggetto di quelle zone, non ci fa escludere che anche lì volesse porre in essere queste truffe ai danni di soggetti in difficoltà. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto per parlare di un ampio giro di mazzette all'Obitorio di Padova per i servizi di preparazione delle salme. L'indagine della Procura coinvolge più di 40 persone. 44 persone indagate, 28 titolari di 15 imprese di onoranze funebri tra Padova e provincia e 16 operatori sanitari addetti all'obitorio. È il risultato delle indagini della squadra di polizia giudiziaria di Padova in quella che qualcuno ha già ribattezzato la Tangentopoli dei morti. A carico degli indagati l'accusa è di avere messo in piedi un sistema corruttivo che tra il 2014 e il 2015 sarebbe stato attivato in circa una quarantina di casi. Ai parenti veniva proposto di evitare il pagamento degli 80 euro di tariffa della prestazione di servizio obitoriale, vale a dire la preparazione e vestizione del defunto in vista del funerale, dichiarando la conformità delle salme in cambio di una mancia per i servizi che poi venivano effettivamente svolti. Gli indagati sono stati intercettati telefonicamente, in alcuni casi anche filmati, mentre intascavano o pagavano le tangenti. I reati contestati sono concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, falso ideologico e truffa ai danni dell'ospedale. Secondo l'accusa si sarebbe creato un giro d'affari in grado di far guadagnare ad ogni addetto all'obitorio tra i 4 e i 5.000 euro all'anno e provocare un sensibile danno economico all'azienda sanitaria padovana. Andiamo a Vicenza, dove è sempre caldissima la questione nomadi, botta e risposta a distanza tra centrodestra ed amministrazione comunale. Forza Italia punta il dito sui bivacchi continui e il sindaco Variati reagisce e vara una nuova ordinanza con altre zone off limits ai nomadi in città. Siamo il cimitero maggiore, abbiamo 8 camper di nomadi qua. Io credo che un'amministrazione seria parlo, dovrebbe affrontare questo problema. Erano le 12:30 quando il consigliere Cattaneo ci rilasciava questa intervista sul bivacco di un gruppo di nomadi nel parcheggio del cimitero maggiore in via Ragazzi del 99. Bivacchi che da tempo insistono sull'area. Di certo non si immaginava che il primo cittadino nel giro di poche ore rispondesse con il varo di una nuova ordinanza e quella che sembra una nuova linea dell'amministrazione di tolleranza zero. Se ne devono andare, tant'è che adesso abbiamo chiuso una serie di grandi quartieri, dobbiamo intervenire dove c'è stato degrado, probabilmente le cose non finiscono qui e li rincorreremo perché devono trovare soluzioni diverse per la loro vita. Via dalla città quei nomadi che non hanno la residenza, che arrivano da Serbia, Romania o che sono cacciati con altrettante ordinanze dai comuni limitrofi e si riversano a Vicenza. Così, dopo la zona rossa, l'amministrazione individua altre 3 zone off limits al bivacco per camper, caravan, roulotte e furgoncini adibiti a casa dei nomadi. Parliamo di laghetto, ferrovieri e finalmente anche l'area del cimitero maggiore. È da agosto che continuo ad avere una risposta, sono passati mesi e non ho ancora avuto la risposta su un'interrogazione. Ma vado avanti perché credo che qua ci deve essere decoro, non per la città, ma proprio per la zona in cui siamo. Il dado è tratto, l'amministrazione ha risposto, anche se ci è voluta tutta l'estate prima che venissero prese delle misure, ma il sindaco precisa. Tutti procedimenti molto difficili, mi aspetto che qualcuno disobbedisca, bisognerà intervenire anche in modo coatto, ci stanno bambini, sono fenomeni molto complessi, però l'orientamento è quello che ho dato.
Ordinanza questa come le altre, contingenti e urgenti, ma soprattutto limitate nel tempo, scadenza 31 gennaio 2018. La Giunta di Padova introduce la patente a punti per i locali pubblici della stazione. È possibile tenere aperto fino alle 22:30, ma per chi sgarra chiusura anticipata. 250 euro di multa la prima volta, chiusura anticipata di 2 ore per 15 giorni alla seconda infrazione e per 1 mese alla terza. Giro di vite del Comune di Padova sui locali pubblici della stazione della prima parte del quartiere Arcella. La Giunta dà fiducia agli esercenti, lascia la possibilità di tenere aperti fino alle 22:30, ma in caso di schiamazzi o assembramenti la chiusura si anticipa alle 20. Introduciamo una sorta di patente a punti, per cui solo chi è responsabile riesce a mantenere un decoro di fronte al proprio negozio, alla propria attività, può mantenere questo orario. Chi invece dovesse comportarsi in maniera scorretta, allora sarà riportato con l'orario alle ore 8. Ogni esercente dovrà avere uno steward con pettorina per gestire la situazione davanti ai circa 70 locali interessati, con una sperimentazione di 6 mesi, controlli affidati alla Polizia Municipale. Il Comune non teme ricorsi da parte dei baristi multati. Dal punto di vista amministrativo questa ordinanza è molto solida, penso che anche gli esercenti stessi possano essere soddisfatti del fatto di avere la possibilità di dimostrare di essere nelle condizioni di tenere aperto un po' di più. Un'ordinanza che entra in vigore immediatamente con un messaggio per i residenti che temono il degrado e gli episodi di inciviltà. I residenti sanno che questa amministrazione vuole rivitalizzare la loro zona, ma è inflessibile rispetto a situazioni di degrado e di microcriminalità. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni meteo, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ancora bel tempo sulle nostre regioni, qualche nebbia al mattino, però vediamo dove. Sul Veneto sarà sempre l'alta pressione a dominare sulla nostra regione, ma anche le nebbie mattutine, come annunciato, spesso diffuse, fitte e talvolta persistenti per gran parte del giorno, rendendo così il cielo invisibile. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 15 e i 19 gradi circa, minime attese sugli 11-13 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Insiste ancora il tempo asciutto e ampiamente soleggiato, salvo nubi sparse qua e là e locali nebbie mattutine, specie sulle pianure centrali. Le temperature massime saranno comprese tra i 16 e i 19 gradi, le minime invece sugli 11-13 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui condizioni di stabilità assoluta e conseguente ampio soleggiamento. Le temperature massime saranno comprese tra i 22 e i 24 gradi, valori notturni tra 5 e 7 gradi circa. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli e settentrionali. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.